Buonasera. Buonasera a tutti. L'Associazione Musica Ponimonte, Rodolfo Fornario E Antonella 40 vi danno il benvenuto per questa serata in omaggio alla canzone classica napoletana. Fra poco assisterete allo spettacolo I Stelli in Napoli, eseguite dall'orchestra del Conservatorio di Benevento, diretta dal maestro Luigi Ottaviano. Ma prima vogliamo presentarvi l'associazione di cui facciamo parte, l'Associazione Musica Ponimonte. Musica Ponimonte è l'associazione no profit di riferimento per la musica tradizionale e convenzionata con il museo e il Real Bosco di Capodimonte. La sua mission è animare, sostenere, promuovere e accompagnare con performance musicali e teatrali tutte le attività espositive, culturali, sociali e didattiche programmate nel museo e nel Real Bosco. L'Associazione Musica Ponimonte è nata in seguito ad un incontro informale tra il direttore Silvano Medegeni, da poco insediato nel 2016, e la presidente Aurora De Magistris, in arte Aurora Giglio, da sempre impegnata nel recupero dell'antica arte della posteggia, di cui è ricercatrice, studiosa ed interprete da moltissimi anni. Voglio aggiungere un dettaglio su quello che è la bontà di questa offerta e la bontà dell'offerta del Museo di Capodimonte. È una virtù che è quella del direttore, e cioè la congruità. Perché ho visto altri musei che vogliono accogliere quante più persone possibili, ma poi cominciano a offrire delle occasioni, delle opportunità che non sono congrue con quello che è l'offerta del museo stesso. In questo caso invece abbiamo visto pittura, scultura e quanto più, e la musica e la recitazione non possono che impreziosire di questa offerta. Perciò penso che sia una cosa veramente meritevole e di grandissimo spessore. Grazie. Ora, in realtà noi avremmo avuto altre due domande per te, ma tu hai risposto praticamente a tutte e tre in una sola domanda. Ti ringraziamo e vi chiediamo di fare un grande applauso. Grazie al maestro Rosario Ruggeri. Lo troverete sempre al museo nelle sale, al suo famoso e bellissimo pianoforte. Grazie per tutto quello che ci dà. E siamo particolarmente lieti ed orgogliosi di presentarvi il meccanismo, il motore di tutto ciò. La nostra presidente Aurora Giglio, che invitiamo sul palco. Il suo nome anagrafico è Aurora Giglio De Magistris, ma è conosciuta nell'ambiente artistico come Aurora Giglio, la signora della posteggia, cantante, attrice, docente di musica, organizzatrice di eventi. La sua vita oscilla tra queste attività, ora didattica, ora organizzative, ora propriamente artistica. Come cantante è conosciuta come la signora della posteggia, che ha praticato e pratica tuttora. Grazie. Certo, buonasera a tutti. Grazie di essere venuti numerosissimi e anche direi molto composti. Vi ringraziamo. Dunque, questo è un momento necessario per noi, perché dobbiamo fare anche un piccolo consuntivo. Stiamo dal 2017 qui e vi vogliono far sapere le cose che abbiamo fatto, perché probabilmente sono talmente tante e così nascoste che non avete contezza di questo enorme lavoro che è stato fatto dalla nostra associazione. Allestimenti musicali in occasione delle mostre come Parade, Carta Bianca, animazioni come eventi nel bosco e nel Belvedere, yoga e arpa celtica, concerti di campagne tibetane, corsi di musica tradizionale, spettacoli di cortieri monumentali di bambini nel tempo di Covid, che vi dovete ricordare. Tutto questo è stato possibile perché? Perché noi ripetiamo sempre il nome del nostro direttore? Perché è lui che ci ha guidato, è lui che ci ha permesso queste attività. Direttore, devi venirci a dire due parole, vieni qua. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Forse non avete saputo chi era il Scaramouche e la dama di corte che ogni domenica riceve i bambini, i ragazzi e bambini direi di tutta età. Forse non avete capito quanto è importante quando il maestro Ruggero fa vedere cosa è un pianoforte. Un pianoforte, l'oggetto forse il meno naturale. Come è stato inventato questo oggetto? Come suona il pianoforte? Il maestro l'ha spiegato a migliaia di bambini, di ragazzi che nella loro vita non avevano mai visto un pianoforte.
Per questo vostro lavoro è fondamentale e la vostra presenza a Capodimonte strutturale. Grazie Aurora, grazie Donna Nicorte, grazie Scaramouche e buon ascolto per il meraviglioso concerto che è stato creato questa sera. Grazie. Rimani un attimo perché c'è un fuori programma. Il mio staff, l'associazione Musica Capodimonte, un attimo solo, il direttore, la fotografa Valeria Montanino, Edoardo Pandolfo, il vicepresidente Vittorio Cataldi hanno preparato una sorpresa per i nostri soci più importanti e vogliamo che tu sia tu a dare questa testimonianza tangibile ad Antonella 40 per l'impegno artistico profuso nell'accoglienza teatralizzata a centinaia di migliaia di visitatori del Museo del Bosco di Capodimonte dal 2017 ad oggi. Grazie. A Rodolfo Fornario per l'impegno profuso nell'accoglienza teatralizzata a centinaia di migliaia di visitatori del Museo del Bosco di Capodimonte dal 2017 ad oggi. Al maestro Rosario Ruggero, che ha ampliato l'offerta artistica del Museo di Capodimonte eseguendo i grandi classici della letteratura pianistica attraverso l'arte dell'interpretazione. La sua opera instancabile ha accompagnato la visita di centinaia di migliaia di visitatori dal 2017 ad oggi. Questo è Leonardo Ippolito, un impresario che ha lasciato un'impronta nel teatro, nella rappresentazione e divulgazione della canzone napoletana, portata avanti con rigore, con rispetto, dello spartito originale, poco incline a modifiche interpretative o di arrangiamento. Ha dato il battesimo a tanti artisti che si sono poi fatti strada nel panorama teatrale napoletano. Leonardo Ippolito è qualcosa di più della sua pur prestigiosa biografia. Con la sua opera ha difeso la canzone classica napoletana da incursioni di ambienti che nulla avevano a che fare con essa. In un mondo di facili compromessi mai ha ceduto, neanche dinanzi a forti pressioni, a scegliere di un solo scalino su quella che per lui era la sacralità dell'opera artistica, testo e musica, e ha permesso agli artisti da lui guidati, i musicisti, cantanti, registi che siano, di approdare alla vera poesia contenuta in questo repertorio, che rispecchia la sincera anima dei napoletani, che cantano la loro città fino in fondo e fino all'ultima nota, da Leonardo Ippolito. Grazie. L'orchestra ha al suo attivo tournée e concerti in varie parti del mondo ed è formata da studiosi del ramo, mentre i cantanti che hanno scelto anche i brani provengono dal suddetto corso di studi. Io cedo il microfono ad Aurora Giglio affinché sia lei a dare l'abbrivio all'inizio del concerto. Antonella 40 vi saluta, vi auguro buon concerto. Buon divertimento a tutti. Buon divertimento da Aurora Giglio, ciao!
tristezza, ogni giorno una bellezza, un tregua me la despizia, sapriezza della graia, sino tullezza di medaglia. E questa volete questa? No, tenete tutto. Chi tocca per ricevere pascale, non permessi in ospedale, è vero che la mala vinda sacca, rotta, si consuma. Vergognati! Ah, faccia mamma mia, ma devo far sta mujer, stai del capo. Prego. Vai a poter fare rosa e ti sei noce. E chi più male, stiamo, faccia faccio faticare. Mi vede lì,
stelle in Avola, poi presenti chi sono. L'orchestra, eccoli qua, la mia orchestra, sono bravissimi, bravi, complimenti a tutti, grazie. E poi